Lo scontro tra vescovi e Lega continua. In principio furono i vescovi di Treviso e Vittorio Veneto a ribadire con un editoriale sui settimanali diocesani che l'accoglienza è un dovere cristiano e che sul tema esistono troppa disorganizzazione e strumentalizzazioni politiche. A stretto giro di mail era arrivata la risposta di Zaia che invitava gli alti prelati ad ospitare i migranti nei seminari. Questa volta però a scendere in campo è il segretario generale della CEI, Nunzio Galantino, intervistato dalla Radio Vaticana. Noi qui sentiamo parlare di insopportabilità del numero di accoglienti o di richiedenti asilo da noi. Guardate, secondo me questo è un atteggiamento che viene in questi giorni purtroppo alimentato da questi quattro piazzisti da quattro soldi che pur di prendere voti, di raccattare voti, dicono cose straordinariamente insulse. La risposta veneta alla CEI, anche questa volta, arriva dal governatore del Veneto, Luca Zaia, che in una lunga intervista a Repubblica dice: «I vescovi offendono il mio Veneto cattolico». Concetto ribadito a chiare lettere anche questa mattina tra le macerie della Riviera del Brenta, dove sono ancora molti i veneti senza tetto. I piazzisti da quattro soldi sono quelli che sono stati eletti del 50% dei veneti, che corrispondono sostanzialmente a tutti i fedeli, per cui offendere noi è come offendere i veneti. Poi il governatore si rivolge anche al Papa. Il Papa deve predicare il Vangelo, il Papa per definizione ha sempre ragione, rappresenta Dio in terra. Però è altrettanto vero un Papa che ha saputo stupirci, un Papa che tutti noi amiamo, dovrebbe secondo me provare anche magari a chiamare i preti senza mediazioni e provare a parlare con i preti che dicono esattamente le stesse cose nostre. Infine, sull'ospitalità e sull'accoglienza di chi arriva con i barconi, il governatore è lapidario e non modifica la sua teoria. Ogni forma di ospitalità oggi ci dà una contabilità che è tragica, 2 su 3 non sono profughi.